Si susseguono i retroscena del mercato del Napoli. Siamo tornati con un altro aggiornamento esclusivo, per darvi i dettagli su un nuovo obiettivo del club. Prima di proseguire, non dimenticate di mettere i mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sui movimenti della nostra squadra. E ora passiamo agli affari. Il direttore sportivo del Bari, Giuseppe Magalini, ha rivelato di aver ricevuto un contatto diretto dal Napoli la scorsa settimana. Il motivo? L'interesse degli azzurri per il terzino destro Dorval, una delle stelle della Serie B italiana. La notizia è stata confermata dallo stesso Magalini, che ha dettagliato l'interesse partenopeo, ma ha negato che la trattativa sia stata conclusa nel mercato invernale. La scorsa settimana ho ricevuto una telefonata dal direttore sportivo del Napoli, che mi ha chiesto informazioni sul nostro grande nome, Dorval. Quello che ci siamo detti resta tra noi. Poi, nell'ultimo giorno di mercato, è uscita la notizia di un affare chiuso, ma per fortuna non è andata così. Sono dinamiche tipiche del mercato, ma la realtà è che Dorval resta un giocatore del Bari. Anche se l'affare non si è ancora concretizzato, l'interesse del Napoli potrebbe riprendere in estate, soprattutto se il giocatore continuerà ad eccellere. Vale la pena ricordare che Dorval è già stato visionato da altre squadre di Serie A e potrebbe essere un'opzione per rafforzare la rosa di Antonio Conte nella prossima stagione. Cosa ne pensate di questo possibile acquisto? Dorval avrebbe spazio nella rosa del Napoli o il club dovrebbe cercare altre opzioni? Commentate la vostra opinione qui sotto e partecipate alla discussione.